Siamo malati, ragazzi. Andiamo ragazzi, c'è un bidone che mi si è svegliato dallo stomaco. Mi mangio che? Scusami, faccio la voglia di vedere che faccio io, veramente. Ma io ce l'avevo voglia. Andiamo a mangiare, no, guarda. Avevo dubbi che potesse essere una persona simpatica perché sei sempre Danilo, mi spieghi l'evoluzione di questi computer? Allora, innanzitutto prima è uscito il primo della Commodore è il Big 20, poi dal Big 20 è uscito il Commodore 16, il Commodore 16 è uscito il Commodore 64, il 64 è uscito il primo ritrovatore della Commodore, il PAS 4. Aspetta. Vai. Allora dove eravamo arrivati? PAS 4, il ritrovatore della Commodore. Poi qui sta uno dei primi PC della Commodore, questo invece è un mio amico che ci ha studiato con me. Due dischi esterni, 4,54, 4,5, scheda grafica, eccetera. Poi c'è una Amiga 2000, 2500, 2500 Plus. Vai, vai. Poi? Qual è il 1200? Vai. Quello che è il 2000? Questo è 3000. Allora il PC10. Allora, il 1200 dove avevamo lasciato? Il 1200 era quello là. Vabbè, però. Poi c'è il Commodore 102, prima del CD della Commodore. e quando l'aveva fatto questo? Il CD tipo c'era il 91. Il CD tipo c'era il 91, che praticamente era come una Amiga 500 solo che più aveva il sonoro del CD. E mentre poi dopo è uscito l'Amiga CD32 che come un'Amiga 1200 solo che più c'ha il sonoro del CD. Ho capito. E sono non so praticamente. E questi che sono? Poi c'è l'Amiga 200. Come il 1200 solo che non ha tasto. Poi quello appresso mi sa che è il 500 Plus che era il mio. No, questa al prezzo è l'Amiga 4000, 040. Quello là. Allora il 500? Poi quello è l'Amiga 500 normale. 500 non Plus. No, questo sta 500 normale. Che sarebbe quello che io ci ho iniziato. Questo è 4000. Allora questo è il 500 e questo è il 4000. Vabbè, adesso ce ne andiamo senza aver saputo un cacchio del Power PC però. Il Power PC tocca non dentro le piante. Lo so, ma il tedesco di Germania, visto, non ci ha fatto sapere niente. Io non uso il tedesco. Ma no, quello che non gli funzionava. Però mi stava dicendo Michele che sono venuti con l'aereo. Logicamente hanno mandato la roba come bagaglio. E insomma gli hanno sventrato tutta, visto quello che stava a dire che era rotta la cosa, la scheda? E infatti gliel'hanno danneggiato sulla cosa, capito? Perché era un prototipo. No, quello gliel'hanno proprio danneggiato. Pazienza, lo la prossima volta, per quando se lo compriamo. Vabbè, andremo a vedere giù.
Comunque grazie delle informazioni. Niente. Ciao bello. Ciao. Problems no longer limited by the motor system. Quindi però 2 mega, 740 non puoi chiedere. 699 chiedere, non ce n'è ancora uno. 699. 699. Quanto costa? Yes, the problem is instant damage. And the studio upgrades, nothing. No? Upgrades. Comunque noi usiamo il CDT 2006, abbastanza sì, 6.2. No, beh, diciamo che per alcuni CD bisogna fare per forza. Ma altri CD si possono fare tranquillamente. Io ce l'ho da aprile. Sono stato uno dei primi direttamente dal disco, video. Tutto con Mac CD, una delle prime versioni. C'è accesso io. Però io l'ho provato. Sì, comunque si masterizza benissimo, meglio con mio che con PC, perché io in ufficio ho PC, però ho utilizzato il PC con Easy CD Pro e a casa utilizzo Barnit
ma solo a colori, voglio dire. Sì, ormai il nostro mercato è questo qua. Cioè abbiamo questa linea internazionale, ogni tanto una polemica su qualche rivista. ogni tanto sì, un culo a qualche rivista che scrive cose false. Vabbè, ma un accanimento, non lo so, deve essere una cosa di nervi, quella che la gente ci fa. La gente cupola, la gente Vediamo dopo. che è vero. Io mi tengo tutta sta pesante perché io ho messo 515.000 lire. È uno specione, La macchina Signor Romano Tenca, se è presente in sala, si presenti sul palco. Signor Romano Tenca, se è presente in sala, si presenti sul palco per cortesia.
Abitanti del pianeta Amica, buonasera e ben atterrati. È sicuramente con vero piacere che vediamo questa sala molto affollata e quindi sembrerebbe che i nostri sforzi non sono risultati vani. Io non dico molte parole, passo subito ai fatti, cioè l'oggetto del convegno, dibattito ovviamente. Però permettetemi di fare dei ringraziamenti a chi ha contribuito e ha collaborato alla riuscita di questa manifestazione, che come voi sarete d'accordo con noi è unica in Italia, perlomeno la prima in Italia, no? Prima in Italia. Quindi un particolare ringraziamento innanzitutto alla IASA Communication che ha rischiato per la riuscita della manifestazione, quindi un grazie particolare a loro, poi un grazie a tutti gli operatori che hanno creduto in noi per l'iniziativa, a tutta l'organizzazione, a tutto lo staff del comitato e alla stampa. E con vero piacere adesso, prima di passare la parola all'illustre ospite che ormai avete salutato con un applauso e quindi vi siete accorti tutti della sua presenza, ovvero di Petro Tischenko, vorrei che mi consentiate di passare un attimo la parola brevissimo, perché noi prenderemo pochissimo spazio per lasciare tempo agli interventi degli illustri ospiti e al dibattito. Quindi passo la parola a Enrico Senesi, che tanto ha dato e ha contribuito per questa organizzazione. Quindi la parola a Enrico Senesi. Buonasera a tutti i presenti, grazie di essere intervenuti. Io volevo spendere due parole per, secondo noi, è proprio un pianeta, con la sua storia, la sua cultura, le sue leggi e i suoi abitanti. E noi vogliamo conoscerne l'evoluzione della specie. E da parte mia spero che il dibattito risulti interessante, quindi passerei la parola ora al Presidente Luciano Cotrini. Grazie. Prima di passare la parola al Presidente di Amica International, ho dimenticato prima di presentare un altro illustre ospite che è qui sul palco, Michele Iurillo, il direttore è accaduto perché aspettavamo anche per par condicio la presenza dell'altro direttore di testata, Romano Tenca, che al momento ancora non è arrivato, comunque se arriva può insediarsi sul palco. Per cui con solo piacere vi passo la parola al Presidente di Amica International, Petro Tischenko. Buonasera! Prego, prego. Buonasera, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Amicaner. Willkommen in Empoli, Zwischenstation unserer Reise in die Zukunft. Nicht Cape Canaveral, sondern New York, 1985. Dort war der Start unserer Reise. Gentili signore e signori,
amici e amichissimi, benvenuti a Empoli, tappa importante durante il nostro viaggio verso il futuro. Non la base di Kaltenegger, ma la città di New York fu il nostro punto di partenza nel 1985. Commodore präsentierte damals der Fachpresse einen neuen Computer. Was die Journalisten damals sahen, war der Anfang einer Weltraumodyssee für Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Amiga wurde geboren. Allora Commodore presentò alla stampa